Istituto Rita Levi Montalcini, tutto pronto per l'inizio dell'anno scolastico. Ecco, Preside, parliamo delle novità che quest'anno i ragazzi troveranno venendo nel vostro istituto. Ma sì, inizieremo le attività giorno 15 con l'accoglienza dei ragazzi delle prime classi e in quell'occasione potranno partecipare per un momento così di incontro con i docenti anche i genitori degli alunni, quindi sarà questa prima giornata dedicata alla conoscenza dei vari plessi, alla conoscenza dei docenti e poi invece dal 16 inizieranno tutte le altre classi. Gli orari sono dalle 8 alle 12 in questa prima settimana, anche perché per permettere ai ragazzi di riambientarsi alle attività didattiche e poi proseguiremo dal 22 con l'orario completo. Devo dire che siamo soddisfatti per il lavoro svolto, i ragazzi hanno seguito dei progetti l'anno scorso che continueranno quest'anno, progetti di inglesi, stiamo facendo anche un progetto sull'intelligenza artificiale e in più abbiamo a breve già stata tutta sistemata un'aula, nuova aula immersiva in un plesso, quindi che servirà per sempre più fare una didattica innovativa e migliorativa. Ecco, le nuove classi che si apprestano a essere qui nei vari plessi, quanti sono i ragazzi nuovi che... No, abbiamo confermato tutte le classi, in più nella scuola primaria abbiamo fatto una classe in più e quindi, ripeto, in un momento così di calo demografico noi ci teniamo veramente soddisfatti perché confermiamo i numeri, anzi aumentiamo ulteriormente, sono iscritti altri ragazzi, quindi devo dire che siamo, ripeto, soddisfatti per questi risultati raggiunti. Ricordiamo la vastità dei plessi che avete in tutto il comprensorio agrigentino. Sì, abbiamo diversi plessi che si estendono alla zona del villaggio Mosè e poi a proseguire la zona del via dei Fiumi, al villaggio Peruzzo, a San Leone. Però, ripeto, ormai è una macchina ben collaudata, io in questo ringrazio tutto il personale che mi collabora, i referenti di plesso, diciamo il personale collaboratori scolastici, gli uffici segreteria con in testa la DSGA che si fa un lavoro di squadra enorme e i risultati si vedono. Ecco, la vostra è una scuola a cui lei preside sta attento anche alla pulizia degli spazi esterni, come stiamo vedendo, affinché l'accoglienza dei nuovi sia sempre giusta e in ambienti sani e salubri. Sì, sicuramente noi attenzioniamo sempre tutti gli spazi della nostra scuola, anche l'esterno, dove, come può vedere, ci sono molti spazi che i ragazzi proprio usufruiscono durante le giornate, sia dell'attività anche durante momenti recreativi, e in questo devo ringraziare il Comune di Agrigento per averci dato l'opportunità di questo operaio per pulire gli spazi esterni che, ripeto, rivendono un momento di vivibilità da parte dei nostri alunni all'interno della nostra scuola, quindi siamo veramente soddisfatti e, ripeto, inizieremo il 15. Come vanno gli organici? Ecco, siete al completo? Avete ancora qualche posto vuoto? No, vabbè, diciamo che tutto il personale docente è quasi al completo, mancano qualche piccola nomina, però ripeto, siamo soddisfatti perché sono arrivati dei docenti già a tempo indeterminato che hanno una grande esperienza alle spalle e quindi questo sarà sicuramente positivo per noi. Non abbiamo grosse difficoltà, abbiamo coperto tutto il personale, abbiamo tutto personale in servizio, per cui tranne qualche piccola nomina che deve essere fatta a breve, però ripeto ci sentiamo soddisfatti perché, ripeto, tutto il personale è completo di gente molto valida, di docenti molto validi e preparati.